Buonasera, ben ritrovati con 20:10, come sempre dopo il telegiornale di Treviso. La politica torna sotto i riflettori della nostra trasmissione, allora bando ai preamboli, vi presento subito gli ospiti a partire da Gianangelo Boffo, buonasera. Buonasera. Commissario provinciale della Lega a Treviso, e Andrea Zanoni, buonasera. Buonasera. Consigliere regionale del Partito Democratico in Veneto. Allora torniamo a parlare di politica e partiamo un po' dalle considerazioni. Io chiedo ai nostri ospiti sulla cosa più recente, insomma la manovra di questo governo giallo-rosso. Sarà un autunno caldo per il governo dopo questa manovra? Ora, Boff, come la vede? Ma la vedo un po' come una manovricchia raffazzonata, cercando di recuperare qualche entrata per far quadrare i conti, ma in realtà quello che ha bisogno l'Italia in questo momento era di una manovra coraggiosa, una manovra che consentisse di creare veramente il volano di sviluppo che tutti si auspicavano, e soprattutto una manovra che deve essere volta alla riduzione della pressione fiscale, che è l'annoso grande problema italiano, e non vedo all'interno di questa manovra nulla che si avvicini a quelle che sono le aspettative dei nostri imprenditori e dei nostri cittadini. Zanoni, è una manovra poco coraggiosa secondo lei, oppure invece ha fatto quello che doveva essere fatto? È una manovra a mio avviso molto moderna, che dà delle risposte alle esigenze dei cittadini di questa società che sta cambiando. Abbiamo delle novità importanti per tutti, abbiamo l'abolizione del super ticket, poi abbiamo una lotta all'evasione fiscale che porterà nelle casse dello Stato molti più soldi per i cittadini, per i servizi. Poi verranno previsti dei fondi per arrivare alla gratuità degli asili nido. Mi sono segnato anche altre questioni più importanti ancora, tipo quella dei finanziamenti agevolati per le aziende per acquistare nuovi macchinari, quindi per l'ammodernamento. Un altro filone di contributi sarà sempre per le aziende per le nuove tecnologie, per arrivare appunto all'utilizzo delle tecnologie che danno maggiori possibilità a queste aziende di essere più efficaci, efficienti e concorrenziali nel mercato globale. E poi ci sono manovre importanti per il taglio al cuneo fiscale, che in realtà si traduce in stipendi e salari più importanti per appunto tutti i lavoratori. Quindi in realtà considerate poi anche tutti i fondi che vengono dati per la green, la parte green, diciamo quella per il contrasto ai cambiamenti climatici, il contrasto all'inquinamento, l'adozione di tecnologie più moderne e più concorrenziali a livello mondiale. Credo sia una manovra come mai prima si era vista, che dà delle risposte concrete a tutti i cittadini. Non la vedo convinto, Bob. No, la consistenza di una manovra in genere la si evince dai numeri, e sinceramente i numeri, i saldi che vediamo su questa manovra nulla possono prevedere, se non non possono sicuramente prevedere quelle rivoluzioni che abbiamo poc'anzi sentito, diciamo. Quindi per i saldi proprio che sono stati messi in manovra, non c'è nessuno si aspetti grandi rivoluzioni, perché una manovra rivoluzionaria avrebbe saldi in termini di maggiori entrate e soprattutto la certezza delle entrate, perché sappiamo bene che la Commissione europea ha posto i suoi distinguo sulla manovra proprio per il fatto che quelle entrate che vengono indicate come entrate derivanti dagli accertamenti fiscali in realtà poco si avvicinano a quello che è il trend dell'andamento, e in realtà le ricette sul fatto di non poter più andare a prendersi il caffè con €1 ma dover usare la carta di credito sicuramente non è la medicina per far aumentare in maniera così esponenziale le entrate derivanti dagli accertamenti fiscali. Per cui, fra virgolette, una manovra si pesa poi sui saldi. Quando parlo di manovra coraggiosa parlo di manovra in cui ci siano dei saldi importanti e soprattutto ci sia chiarezza. Se noi dobbiamo investire dei soldi nella riduzione della pressione fiscale, perché poi i nostri imprenditori che sanno fare impresa, sanno gestire le loro aziende, sanno benissimo dove e come investirli per far crescere le loro aziende e per creare volano sul territorio. Per cui secondo me oltre a delle iniziative spot che possono essere valide appunto proprio come spot, l'obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale e di lasciare maggior volano in mano ai nostri imprenditori.
Zeroni, si è parlato molto però della lotta con l'evasione fiscale, è stato molto ficcante Conte su questo. Esatto, no? Sono previste anche delle sanzioni, il carcere per le grosse evasioni fiscali, poi non è vero che si debba andare a prendere il caffè con €1 perché si porterà l'utilizzo del contante progressivamente da 3.000, poi a 2.000 e poi a €1.000, quindi l'utilizzo del contante sarà ancora consentito. Io credo che non dovremmo essere preoccupati su questi aspetti, perché più si utilizzano i sistemi informatici, cioè la bancomat, insomma, che adesso lo utilizzano tutti, anche chi ha più anni, lo fanno anche in certi altri stati dell'Unione Europea, addirittura siamo arrivati quasi al 100% di alcuni stati, quindi i nostri anziani sicuramente sapranno utilizzarlo, già lo utilizzano, non sono persone stupide, impreparate, ma hanno già diciamo, fatto pratica con queste tecnologie. Gli unici che devono avere problemi e paura verso l'utilizzo della moneta elettronica del bancomat sono, a mio avviso, gli evasori. Ad esempio tutti i traffici come non so, l'acquisto di droga, ad esempio, non si può fare con questi sistemi, quindi è un'attività che, oltre a combattere gli evasori fiscali, l'evasione fiscale, si va a combattere anche tutti quei traffici illegali, appunto, che normalmente vengono effettuati con il contante. Bof. Allora, i grandi traffici di droga non avvengono sicuramente come vediamo nei film con le valigette di denaro contante, ma avvengono in realtà con operazioni finanziarie che vanno estero su estero magari, e quindi e lo sappiamo quando vediamo poi le operazioni che vengono scoperte dalla Guardia di Finanza, al di là del piccolo spusher o del piccolo spacciatore, il resto delle operazioni sicuramente non è il denaro contante, il blocco del denaro contante a bloccarle. È una questione, secondo me, di principio di diritto, cioè nel principio di diritto esiste uno Stato che emette della moneta, la gente lavora, viene pagata con questa moneta, ed è giusto che questa moneta la gente possa usarla come vuole, cioè non esiste in nessun Stato europeo limiti all'utilizzo di quello che è la forma di pagamento. La moneta è una forma di pagamento. Obbligare la gente a rivolgersi a un'intermediazione bancaria, quindi a una carta di credito, per poter utilizzare il denaro che in realtà è proprio perché se l'hai guadagnato lavorando e fino a prova contraria, perché così in un paese così mi piace vivere, in cui uno è innocente e non ha commesso un reato fino a prova contraria, quindi se uno ha una ricchezza che l'ha ottenuta fino a prova contraria legittimamente, è giusto che la possa utilizzare nei modi, nei limiti previsti dalla Costituzione. La moneta è uno strumento previsto dalla Costituzione che può essere usato per pagare i beni che si acquistano o per pagare un qualsiasi servizio. Pertanto che vi sia questo sistema, diciamo, lasciatemi il termine, sovietico, di voler controllare, entrare nelle case di ogni cittadino per capire come e dove spende i propri soldi, tracciandolo con una carta di credito, francamente volendoci vedere un po' di malizia, c'è anche un po' un problema poi legato a come vengono gestiti questi dati. Cioè, io sinceramente non ho nessun problema a far vedere i soldi che spendo, dove li spendo, ma che per forza qualcuno debba sapere tutti i miei movimenti non la ritengo una cosa, anche in termini di privacy, corretta. Ma penso che mettere il limite di 3.000 fino a 1.000 euro al mese per persona, io penso che il 95% delle persone che ci stanno ascoltando non spendono più di 1.000 euro a testa in contanti, quindi non ci sarà nessuna vessazione, nessun controllo, perché con 1.000 euro in contanti si possono acquistare molte cose. Lei dice il popolo, insomma, non è quello che movimenta questi soldi. Qui si va a toccare chi fa evasione, chi ha grossi giri di soldi, cioè non si tratta di andare a colpire i cittadini, ma chi evade il fisco, perché poi va anche detto che meno evasione c'è, poi più fondi ci sono per tutti i servizi di cui hanno bisogno i cittadini, dal trasporto, soprattutto all'assistenza sanitaria, alla sanità, ospedali e quant'altro. Posto che comunque le banche ci guadagnano, perché su ogni transazione che noi facciamo con la carta di credito c'è comunque una parte che viene lasciata giù, e quindi anche lì c'è da discutere. Perché devo arricchire indebitamente per legge qualcuno per fare spese oltre i 1.000 euro quando la Costituzione mi mette a disposizione uno strumento come la moneta per farlo? Questo è un interrogativo. Vorrei però passare dall'economia alla politica. Stiamo parlando di una manovra che fa il governo giallorosso e non viene fatta dal governo gialloverde, perché il governo gialloverde non c'è più, insomma
Si è parlato molto a lungo, insomma, dopo la caduta del governo e la nascita del nuovo governo, insomma, del ruolo di Salvini, del presunto, diciamo, Harakiri. Lei che sente il territorio, lo sente qui nella Marca Trevigiana, che è la provincia più leghista, diciamo. È stato assorbito questo colpo? Si guarda avanti o c'è ancora qualche... ma però se non l'avesse fatto quel colpo di testa? No, Anche tra di voi, dico, ecco. Al di là dello smarrimento dei primi giorni, dico che adesso percepisco dai militanti, dai nostri segretari di sezione, ma anche dalla gente comune, quando hanno visto l'azione di questo governo, ancora più di qualsiasi altra spiegazione che noi avremmo potuto dare sul fatto che Salvini abbia staccato la spina al Conte 1, vista l'azione di questo governo e visto come si è mosso nei primi mesi questo governo, ha chiarito pienamente, ha liberato il campo rispetto a qualsiasi dubbio che qualcuno avesse che Salvini avesse fatto la cosa sbagliata. In realtà quell'azione di questo governo ha confermato che la scelta di Salvini è stata la scelta giusta, fatta nel momento giusto, perché non vi erano più le condizioni per poter governare, e mi sembra che Conte 1 è diventato Conte 2, ma mi sembra che i problemi Conte li abbia oggi come ieri. Rivolgo la stessa domanda, però speculare a Zanoni. Il vostro elettorato, come lo sentite invece rispetto alla nuova, diciamo, fino a qualche mese fa, impensabile alleanza con il Movimento 5 Stelle? Io ho sentito molte persone su questo e le sento, man mano che si va avanti, le sento più serene, perché inizialmente c'erano le preoccupazioni dovute all'alleanza con un alleato che fino a poco fa era, diciamo, dall'altra parte della barricata. Mi riferisco ai 5 Stelle, molto critico anche col molto critico, no? soprattutto appunto nei confronti del Partito Democratico, ma poi sedendoci ai tavoli, andando a discutere degli argomenti e trovando anche molti punti per quanto riguarda il programma e anche l'azione di governo, quindi anche la questione del bilancio e la manovra in comune, soprattutto per quanto riguarda la lotta all'inquinamento, la tutela dell'ambiente, la tutela della qualità della vita dei cittadini, i servizi per i cittadini e quant'altro, le cose diciamo si sono rasserenate, si vede molta più sobrietà e tranquillità anche nelle uscite, quindi non ci sono più quei momenti di scontro che invece si registravano ogni santo giorno col Conte 1, e quindi questo ci fa ben sperare per ottenere, diciamo, tutti quei provvedimenti utili per migliorare la situazione dei cittadini italiani e portare a casa dei risultati, come dicevo prima, anche con questa manovra che prevede l'abolizione del super ticket, prevede l'abbassamento del cuneo fiscale con più soldi nei salari e negli stipendi dei cittadini, quindi tutte misure utili alla popolazione, anche alla popolazione del Veneto, che è una popolazione appunto molto laboriosa, di una regione che fa quasi 5 milioni di abitanti, che evidentemente ha delle grosse aspettative nei confronti di questo governo. Lei ha detto insomma, buone speranze anche in chiave regionale, perché in chiave regionale il Movimento 5 Stelle è stato chiaro, insomma, subito dopo la nascita di questo governo, noi non saremo con Io credo che col tempo le cose matureranno e io auspico che per le prossime regionali del 2020, per contrastare questo governo di Zaia, si arrivi a una coalizione di tutte le forze progressiste, quindi anche del Movimento 5 Stelle, perché credo dobbiamo puntare molto sui contenuti, dobbiamo combattere questa amministrazione che in realtà non ha governato il Veneto, perché temi importantissimi, ad esempio come il consumo del suolo, e quindi strettamente legato alla salute, alla qualità della vita dei cittadini, ha visto il Veneto essere primo nelle classifiche, quindi non vogliamo un Veneto o un'amministrazione tutta cemento e prosecco come quella che c'è stata finora, molto legata a questioni come l'autonomia, che poi abbiamo visto è una scatola vuota dove si chiedono 23 materie ma non si riesce a ottenere i risultati, perché come si sa chiaramente che quando uno chiede tutto alla fine e non vai a patti con chi siede sul tuo tavolo, alla fine non ottieni niente. Insomma, io, per quanto riguarda poi la questione che si parlava adesso di Salvini, che ha fatto bene a staccare la spina, in realtà Salvini a mio avviso, se doveva essere coerente col suo elettorato, con
le richieste delle regioni del nord eccetera, doveva rimanere e doveva portare a casa l'autonomia. Invece abbiamo visto che probabilmente era una delle cose che non voleva fare, perché adesso la Lega Nord non è più Nord ma è la Lega Nazionale, e quindi doveva accontentare un po' tutti e di fatto ha staccato la spina anche per togliersi questa rogna che doveva sicuramente affrontare. Sta di fatto che la Lega ha governato, se guardiamo nei diversi governi, ormai per 10 anni, e l'autonomia è stata solo oggetto della fiera delle chiacchiere ma di zero risultati. L'unico atto concreto portato a casa finora era stato quello con Bressa del precedente governo. Adesso io mi auguro, e gliel'abbiamo anche detto personalmente, che Boccia, che ha in mano questa partita, entro fine anno ci presenti un cronoprogramma, perché dobbiamo appunto arrivare a delle forme di autonomia ma che non sono quelle chieste da Zaia, perché sono improponibili, perché vorrebbe dire bloccare la macchina amministrativa della regione. Materie. Allora, c'è la pubblicità, ripartiremo proprio da questo con Gianangelo Boff subito dopo. Usa una metafora calcistica, Luca Zaia, per descrivere lo stato in cui si trova il Veneto nel percorso sull'autonomia. Su come vada a finire la partita, il presidente della regione ha le idee chiare, nel modo che era stato già previsto dai padri costituenti. Va a finire che dobbiamo fare l'autonomia, va a finire che attendiamo dal governo la controproposta, visto considerato che noi abbiamo consegnato la bozza di contratto d'intesa con 68 articoli. A tutt'oggi non si è visto nulla. L'introduzione dei livelli essenziali di prestazione, i cosiddetti LEP, sulla strada dell'autonomia non deve, secondo Zaia, diventare un pretesto per rallentarne l'entrata in vigore. I LEP li dobbiamo fare, ricordo che i LEP sono previsti dal 2001, quindi non è colpa nostra, però è pur vero che i livelli essenziali di prestazione, ad esempio nella sanità ci sono già, ma ci sono ancora regioni che esportano ammalati e fanno debiti, quindi chiediamoci anche perché. Guardando i LEP troveremmo anche tanti sprechi, i famosi 200 miliardi all'anno che ci ricorda il CGA. Non ho ben capito se si vogliono fare veramente i LEP o se sono diventati una scusa per non fare l'autonomia. L'autonomia invece va fatta da nord a sud, ribadisce Zaia, e Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna faranno la loro battaglia civile per difendere i propri diritti. Allora, questo Zaia qualche giorno fa, Boff, fra meno di una settimana sono 2 anni dal referendum del 2017. La nostra battaglia sull'autonomia è una battaglia che continua ad andare avanti. È falso dire che non abbiamo accettato un certo numero di materie che ci sarebbero state concesse, perché ho avuto proprio di recente un confronto sia con il ministro Fontana che con il ministro Stefani, e presente c'era anche Luca Zaia, e tutti quanti hanno confermato in maniera inconfutabile che una vera e propria trattativa con il governo precedente non c'è mai stata, nel senso che Conte non ha mai voluto sedersi a un tavolo, tant'è che si parlava addirittura di situazioni kafkiane, perché proprio non c'era un minimo di ragionamento per poter portare a casa l'autonomia, e questo, fra virgolette, è stato uno dei problemi che ha fatto cadere il governo. Sul fatto che poi l'elettorato sia così felice di questo nuovo governo mi sembra un po' strano, perché vorrei far notare al collega qui presente che c'è stata una scissione, mi sembra che Renzi di recente abbia fatto un partito per conto suo, era talmente felice della nuova alleanza che ha deciso di staccarsi dal PD. Poi francamente, se io giro per le strade e comincio a parlare con l'elettorato grillino e gli comincio a porre qualche domanda sulla nuova alleanza, non mi sembra che siano molto soddisfatti, anzi tutt'altro, e mi sembra che gli umori anche dei parlamentari pentastellati a Roma non sia proprio delle più gaudenti, dato con la nuova alleanza e con i nuovi programmi. Per cui ovvio è che il partito che si è portato a casa i ministeri più importanti in termini di gestione economica sicuramente è soddisfatto di ciò che ha portato a casa. Dall'altra parte non mi sembra siano così felici, e tra l'altro appunto qualche problema è evidente. Ieri sera c'era il confronto tra Salvini e Renzi, mi stupisco come mai il confronto non sia stato fatto fra Salvini e il segretario del PD, che è il secondo partito nazionale, quindi mi sarei aspettato che il confronto fosse stato fatto con Zingaretti e non con Renzi, quindi sotto questo profilo. Sotto il profilo della volontà di Salvini di portare a casa l'autonomia non è null'altro che gestire bene le cose come si sta gestendo la sanità in Veneto. Quindi quando parliamo dell'azione di Zaia parliamo anche di come viene gestita la sanità in Veneto, sanità che è modello a livello nazionale, parliamo di come vengono gestite le grandi opere in Veneto, vedi la Pedemontana Veneta, dove si è riusciti a cantierare una delle più grandi opere italiane,
in tempi e modi certi rispetto a una progettazione che era partita ancora anni or sono, dove siamo riusciti a portare a casa, anche che se ne dica del Prosecco, comunque gli ispettori internazionali hanno valutato quel paesaggio, quel territorio un patrimonio dell'umanità, per cui questa è una grande partita che ha portato a casa Zaia, e gli ispettori che hanno visitato i nostri luoghi, che hanno visto i nostri territori, sicuramente non sono stati magnanimi, tant'è che appunto il dossier, si è lavorato 2 anni al dossier proprio per... Era slittato, no? Era slittato, quindi voglio dire, sono stati molto certosini nelle loro ricerche. Aggiungo che per quanto riguarda il territorio si è raggiunto un grande obiettivo, dove ci siamo trovati con lo Stato contro, pur essendo al governo, gli alleati ci sono stati, non ci hanno aiutato in questo, e abbiamo portato a casa la partita delle Olimpiadi. Manifestazione molto importante per i nostri territori, per la visibilità e per gli investimenti nei nostri territori, dove però la regione Veneto e la regione Lombardia si sono dovute arrangiare rispetto a un governo che non ha voluto neanche saperne di un evento così importante come le Olimpiadi invernali. Quindi questo per dire cosa? Questo per dire che se poi ci chiediamo perché Salvini ha staccato la spina, autonomia no, grandi opere no, Olimpiadi no, è quello che sta succedendo adesso sull'altro fronte, cioè chi vuole governare bene, vuole dare delle risposte ai propri cittadini, vuole portare a casa dei provvedimenti, ma dei provvedimenti che non siano una farsa, ma che siano una vera e propria soluzione ai problemi che poi ogni giorno i cittadini ci prospettano quando ci fermano al bar, quando ci trovano per la strada, perché a volte essere a contatto con gli stessi cittadini ti consente di capire quali sono i bisogni e essere più concreti nell'azione amministrativa. Io credo che non mi pare che la sanità in Veneto abbia mantenuto questi altissimi livelli di eccellenza e che ci siano invece grossi problemi nella sanità. Vediamo avanzare sempre di più il privato, vediamo che da parte del pubblico ci sono problemi di liste d'attesa, ci sono problemi ad esempio in provincia di Treviso di persone che devono attraversare mezza provincia per andare in un ospedale di confine tipo quello di Motta e magari abitano in Destra Piave. Ci sono problemi di medici, i medici rifiutano di lavorare per il pubblico, vanno a lavorare col privato. Nel pubblico abbiamo medici che mi raccontavano alcune persone l'altro giorno che lavorano in ospedale, che parlano lingue straniere, che parlano magari anche poco italiano, perché prendiamo i medici, non so, dalla Croazia, da altri posti. Io credo che per quanto riguarda la questione della sanità, insomma, ultimamente stiamo perdendo parecchio terreno. Faccio un esempio, abbiamo approvato il piano sociosanitario con le schede ospedaliere qualche mese fa, e adesso viene fuori che si apre un pronto soccorso a Monastier quando questo pronto soccorso non era previsto da nessuna parte, quindi vediamo che ci sono anche problemi di gestione, di programmazione, perché vengono tirate fuori queste cose come dal cilindro del cappello del mago, senza un minimo di programmazione, senza determinati passaggi. E questo è la dimostrazione che effettivamente ci sono dei problemi, basta che uno legga i giornali, ascolti anche i vostri notiziari, e sulla questione della sanità ci sono sempre più problemi e sempre più non vengono risolti, e se poi uno vuole curarsi e avere subito una visita specialistica, alla fin fine la scelta, ma tutti lo sanno, che molti devono fare, è quella di andare col privato, perché per il pubblico ci sono veramente dei tempi d'attesa incredibili. Era stata fatta tutta quella partita propagandistica aperti gli ambulatori di notte, di domenica e quant'altro, dove è andata a finire quella efficienza e tutta quella programmazione che si era prevista? È un bolle di sapone, quindi alla faccia dell'efficienza e dell'eccellenza della sanità in Veneto. Vorrei rispondere intanto sull'aspetto dei medici che magari parlano anche lingue straniere. Vorrei ricordare a Zanoni che noi guardiamo la competenza dei medici, poi non siamo razzisti, che se anche il medico proviene da un altro stato o un'altra nazionalità, il razzismo a noi non ci appartiene, e quindi è giusto che ci siano medici bravi, se poi impareranno l'italiano non è un problema. Per quanto riguarda invece questa visione di una sanità che non funziona, mi chiedo allora come mai dalle altre regioni d'Italia vengano in Veneto a curarsi, chiedano le cure della regione Veneto, se proprio come si dice la sanità non funziona così. In realtà diciamo, abbiamo una sanità, e questo lo dicono i numeri, lo dicono gli standard di LEA,
che è sicuramente al vertice nello scenario italiano, forse vicino a qualche altra regione, ma a livelli sicuramente apicali come servizio sanitario. Ovvio è che gestire servizi sanitari su un territorio di area vasta è una cosa non semplice. Le emergenze vengono sempre gestite e francamente non sento grandi problemi legati a gestione di patologie emergenziali, dove abbiamo ospedali specializzati che danno prestazioni di tutto livello ai nostri cittadini. Ovvio è che la sanità va anche organizzata, quindi l'organizzazione poi passa anche a volte per dover fare degli spostamenti sul territorio per avere magari la visita un po' prima o un po' dopo. Sul fatto che non siano aperti gli ambulatori H24 per le visite non è vero, perché ho avuto testimonianza proprio la settimana scorsa di un cittadino che aveva bisogno, è andato a Bassano e ha ricevuto la visita fatta la domenica pomeriggio senza nessun problema, ha ricevuto la prestazione sanitaria. Quindi è un sistema che funziona. Ovvio è che nella sanità dobbiamo anche capire, e è toccato anche a me, capire quale sia l'emergenza che va trattata da emergenza e va curata come emergenza, e quale sia invece l'intervento che è programmabile, per cui l'urgenza poi è dettata anche dal medico di base, da cosa scrive il medico di base, perché se il medico di base dice che una determinata analisi diagnostica non è urgente e questo la vuole fare in maniera veloce e chiama tutta l'UIS della provincia di Treviso, è ovvio che magari deve spostarsi a Motta piuttosto che, ma se uno rispetta i tempi che sono indicati dal medico di base, la prestazione la riceve senza problemi. Fatemi sganciare un attimo da questo tema, perché temo che abbiamo ancora poco tempo e volevo tornare un attimo sulle regionali. Intanto voi a Roma 19, quanti la manifestazione, lo ricorderete, lanciata da Salvini a Pontida. Quanti sarete dal Veneto? Nel Veneto saremo 2 treni speciali con circa 2000 persone, più poi partiranno altri 10 pullman dalla provincia di Treviso, abbiamo 15 pullman dalla provincia di Verona, 13 pullman dalla provincia di Padova, 12 pullman dalla provincia di Vicenza, quindi saremo un bel numero cospicuo. C'è anche Berlusconi, vi ha spiazzato questa? Ci sarà anche Berlusconi? Ma la presenza di Berlusconi non ci infastidisce, è stato sempre un nostro alleato, ha una visione comunque, soprattutto per quel che riguarda il Veneto, di quel amministrare vicino a quella che è il tessuto produttivo rispetto alla libertà del cittadino che appartiene anche a noi, per cui per noi gli ospiti vanno sempre accolti. Vuol dire che i rapporti con Forza Italia adesso potrebbero rimigliorare dopo un periodo di separati in casa, anche in chiave sempre regionali? Ma i rapporti con Forza Italia a mio avviso sono sempre stati buoni, soprattutto sul territorio, abbiamo sempre ragionato, condividiamo molti aspetti della vita comune dei cittadini, per cui in un'ottica di centrodestra non ho mai visto grandi problemi. E allora sulle regionali vorrei chiedere a Zanoni, venerdì, giornata importante, domani, perché? Perché abbiamo una direzione regionale dove all'ordine del giorno abbiamo proprio la discussione sulle regionali 2020, quindi sui programmi e anche sul via per arrivare a un candidato governatore che vada a fare la campagna elettorale contro Zaia, perché è ora di cambiare registro. Naturalmente noi puntiamo molto sull'innovazione, sulla tutela dell'ambiente, sulla green economy, perché crediamo che sia l'economia del futuro. Abbiamo delle aziende in Veneto, un tessuto imprenditoriale veramente molto efficace, efficiente, che riesce a stare anche al passo con le nuove tecnologie, ma va aiutato sicuramente di più, pensando di più, io dico, all'imprenditoria tutta, non solo ad esempio al prosecco o alla viticoltura, dove il Veneto ha dato di contributi ultimamente ben 600 milioni di euro, e quindi cercare di arrivare a lanciare la nostra regione verso quella che è l'economia circolare, che è necessaria anche a combattere gli sconvolgimenti dovuti ai cambiamenti climatici, che sappiamo che non sono più
cose da pochi addetti ai lavori, ma sono cose che interessano tutti i cittadini, sono un dato di fatto, provate scientificamente. Il Veneto tra l'altro ha dato moltissimo, parlo dell'uragano del 2015 con addirittura una villa veneta spazzata via nella riviera del Brenta, una siccità da miliardi per quanto riguarda l'agricoltura nel 2017 e poi ultimamente abbiamo avuto l'uragano con danni di 1 miliardo e 850 milioni. Potrebbe esserci una candidatura, ha detto io sono disponibile, Fracassi, che è il capogruppo in regione, potrebbe essere un nome? Questo è uno dei nomi, poi ce ne sono anche altri e naturalmente deve essere una scelta condivisa, io credo soprattutto anche con le altre forze della possibile coalizione che noi ci auguriamo per arrivare a fare una partita competitiva con la Lega. Staremo allora a vedere, allora siamo davvero in chiusura, allora io ringrazio Gianangelo Boff, grazie a voi, poi racconteremo anche un po' come sarà andata dopo quella giornata di Roma anche con diciamo i leghisti veneti al seguito, grazie ad Andrea Zanoni, racconteremo anche cosa sarà accaduto dopo questa direzione del Partito Democratico. Grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci.